Grazie Presidente e ringrazio tutto il Consiglio di Presidenza per aver accettato questa mia proposta di discutere questo argomento che appunto è abbastanza rilevante ai fini della sanità pubblica. In realtà ci sono stati degli episodi molto recenti che appunto mi hanno spinto a discutere con voi questo argomento. Ho preso una parte del mio materiale per questa conversazione da questi tre pubblicazioni abbastanza divulgative. La prima è questa del Mark Largent, che è un storico della scienza americano che presenta questa problematica dal punto di vista del genitore, in cui i figli devono essere appunto vaccinati, e soprattutto prende in considerazione quello che è l'aspetto degli Stati Uniti d'America. Il secondo è una pubblicazione di Rino Rappuoli, che è un direttore scientifico della sezione vaccini della Novartis di Siena, grosso ricercatore, e di Lisa Bozza, che è una giornalista scientifica e fa parte della direzione scientifica dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. E infine terza pubblicazione è un volume molto interessante, molto divertente, di questo Tim Spector, che è professore al King's College di Londra e che è un genetista ed è si è particolarmente interessato di aspetti genetici dei gemelli e ha un grosso registro appunto sui gemelli, quindi sull'attività genetica dei gemelli. Desidero anche ringraziare, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, ma vorrei farlo appunto prima perché poi per la fretta uno dimentica, alcuni colleghi che mi hanno aiutato appunto nella preparazione di questa esposizione, in particolare il dottor Carlo Crivellaro, che è un pediatra infettivologo, i colleghi del mio dipartimento che mi hanno dato anche materiale, anche dei sussidi tecnologici che servono appunto per questa presentazione. Questo è un fascicolo di Nature abbastanza recente, dell'anno scorso, in cui l'editore di questo insieme appunto di articoli incomincia con questa frase: i vaccini sono il trionfo della medicina. Certamente è una maniera un po' enfatica per iniziare, ma tuttavia bisogna ricordare che la vaccinazione rappresenta infatti uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria di molte malattie infettive, non di tutte, di molte malattie infettive. E tale pratica comporta non solo benefici per l'effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto inducendo protezione nei soggetti non vaccinati. È il concetto della cosiddetta immunità del gregge, cioè in altre parole, se in una popolazione il 90% delle persone sono vaccinate e quindi immuni verso un determinato microrganismo, anche il 10% dei non vaccinati è ugualmente protetto, perché le probabilità di contrarre l'infezione si riducono al minimo. In effetti con la vaccinazione si è ottenuta la scomparsa del vaiolo decretata appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1980, 79-80, e infine la scomparsa della poliomielite praticamente su tutto il globo, meno tre aree geografiche, in particolare l'Afghanistan, il Pakistan e la Nigeria, dove ci sono ancora dei focolai appunto di poliomielite. La immunità verso microrganismi patogeni è in effetti un dato, un'osservazione molto antica e i testi fanno risalire ancora appunto al 400 a.C. questa frase appunto di Tucidide, che nella sua trattazione sulle guerre del Peloponneso
dice che il male non colpisce mai due volte, o almeno l'eventuale ricaduta non è letale. Per molti anni, addirittura nel 500-600 prima di Cristo, in Cina era praticata un tipo di protezione, se volete, legata al fatto che, prendendo del materiale essiccato dalle lesioni vaiolose, in questo caso parliamo appunto del vaiolo, e facendo inalare attraverso appunto delle sottili cannucce di bambù questo materiale, questa polvere, le popolazioni, le persone così appunto trattate diventavano appunto resistenti verso appunto lo sviluppo appunto del vaiolo. Questa pratica della valorizzazione si era diffusa in tutto il mondo asiatico, nell'Africa, però era assolutamente sconosciuto appunto in Europa. Questa signora, che è la Lady Montagu, anche questo sono dati storici, un piccolo inquadramento storico, era la moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli e era a conoscenza di questa pratica della barriolizzazione, che a quel tempo però era legata al fatto che sottili tagli sulla cute del braccio venivano poi inoculati con materiale essiccato da pustole vaiolose e la popolazione così trattata diventava resistente verso lo sviluppo del vaiolo. Ritornata in Inghilterra, questa signora convince un medico a iniziare questo tipo di pratica di inoculazione, addirittura fa inoculare la sua bambina e con successo questa pratica si diffonde anche in Inghilterra, tant'è che vengono anche diciamo inoculati i figli del principe di Galles. Però arriviamo appunto a quello che storicamente è diciamo l'inventore, se volete, appunto della vaccinazione, cioè Edward Jenner. Edward Jenner è un medico di campagna che però molto attento e fa delle osservazioni molto acute e vede che le mungitrici, giovani ragazze, possono avere nelle mani delle lesioni papulose e pustolose che però guariscono subito e queste ragazze diventano resistenti allo sviluppo del vaiolo. E allora anche convinto da suoi maestri pratica un esperimento che è entrato appunto nella storia della medicina, e cioè prende un ragazzino di 8 anni, il cui nome appunto è ben noto, si chiama James Phipps, e scarifica il braccio di questo ragazzino e lo inocula con del materiale pustoloso derivante proprio dalle mucche. E la lesione che viene presa appunto in esame è questa appunto lesione appunto, come vedete, appunto pustolosa nelle mammelle appunto delle mucche. Quindi da un materiale vaccinico dalle vacche che si ottiene. Questa pratica viene effettivamente così confermata come utile nella prevenzione appunto del vaccino, perché il piccolo James viene successivamente esposto alla malattia naturale, cioè viene inoculato con materiale prelevato da individui con vaiolo e non ammala, e quindi appunto dimostra di essere appunto resistente. Pensate un po' per inciso che questo esperimento al giorno d'oggi con i comitati etici quale destino potrebbe avere. Detto questo, questa esperienza, questi esperimenti di genere non vengono visti molto bene dall'accademia londinese.
e pertanto Jenner si convince di scrivere egli stesso una memoria e 75 pagine la fa pubblicare a Vienna nel 1799. Però questo scritto ha un successo enorme, cioè questa pratica della inoculazione con materiale vaccinico cioè prelevate appunto dal vaccino, dal vaiolo appunto delle mucche, si diffonde in tutta l'Europa e alcuni capi di Stato decidono addirittura appunto di inoculare, di vaccinare le armate, perché al tempo il vaiolo era una delle principali cause di morte appunto negli eserciti, e si racconta che nel 1805 Napoleone decide appunto di far vaccinare tutta la sua armata con il vaiolo vaccinico. Detto questo, dei termini. Oggi noi chiamiamo appunto vaccino qualsiasi preparato che si somministra ad un organismo per stimolare a produrre anticorpi specifici, cioè un'immunità attiva. E per vaccinazione, la vaccinazione ha lo scopo di indurre un'immunità attiva specifica con protezione di lunga durata verso microrganismi patogeni. Ci sono vari tipi di vaccini che sono ottenuti da virus vivi attenuati. Direi che dal punto di vista della immunizzazione questi sono i più attivi, per esempio appunto la poliomielite, la rabbia, ma anche batteri vivi attenuati, è tipico il BCG, cioè il batterio di Calmette-Guerin, ma anche virus uccisi, ancora il poliomielite, il vaccino appunto di Salk, che è stato il primo vaccino contro la poliomielite, è entrato appunto nella diffusione appunto generale, e batteri uccisi, quali per tosse, colera, eccetera. E infine abbiamo i tossoidi, cioè una parte delle proteine appunto del microorganismo che viene isolata e viene inattivata con formolo a 37 gradi, quindi si perde la patogenicità della tossina batterica, però rimane integra la antigenicità, cioè la capacità di indurre immunità attiva specifica. Quindi abbiamo dei vaccini molecolari, cioè dei frammenti del microorganismo, per cui abbiamo delle proteine, e il tipico vaccino è quello per tosse e anche appunto quella dell'influenza, oppure dei carboidrati che compongono appunto la capsula del batterio, e infine dei coniugati, proteine e carboidrati. Ma ci sono anche delle nuove tecnologie, perché il progresso qui avanza velocissimamente, per cui ci sono anche dei vaccini che sono ottenuti attraverso la introduzione di geni codificanti antigeni di interesse veicolati da vettori virali o batterici. Vaccini comprendenti solamente appunto acidi nucleici, per esempio DNA, sempre codificanti per antigene specifico, vaccini peptidici, vaccini mucosali, cioè diretti in maniera specifica verso le mucose per ottenere una immunità a livello delle mucose sia respiratorie che intestinali, e vaccini intrasdermici, e infine interessante, un po' curioso, questi vaccini alimentari, cioè nelle piante si introduce il gene codificante l'antigene specifico. Per esempio ci sono degli esperimenti già in corso su patate che possono produrre delle proteine specifiche di microorganismi, per cui ingerendo queste patate l'individuo può immunizzarsi. Ma qui siamo ancora a livello appunto di sperimentazione, anche sperimentazione clinica. E veniamo al primo argomento importante, cosa è successo su questo problema, vaccinazioni e autismo. Sapete che in novembre c'è questa sentenza del Tribunale di Milano in cui un giudice riconosce la causa dell'autismo in un bambino
e come provocato appunto dalla vaccinazione. Qui abbiamo uno stralcio appunto della sentenza. Il giudice del tribunale appunto si serve appunto di un consulente di ufficio, il quale sostiene che nelle vaccinazioni c'è del materiale tossico, quale per esempio appunto il mercurio o sale appunto di alluminio, e inoltre dal punto di vista delle conoscenze l'autismo non è assolutamente legato, come sostengono altri, per esempio il Ministero appunto della Salute, non è assolutamente legato a fattori genetici, perché non c'è alcuna specifica costante alterazione trasmettibile del materiale cromosomico. È un'addizione molto criticabile. E ancora appunto sostiene il consulente d'ufficio che è probabile che sulla base di un polimorfismo che ha reso questo ragazzino suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti si sia sviluppato appunto questa malattia. Voi sapete cos'è l'autismo, quindi non mi dilungo nella descrizione appunto della sindrome. E quindi appunto il tribunale riconosce come colpevole il Ministero della Sanità perché ha indetto appunto questa vaccinazione. A questa sentenza ovviamente si oppongono immediatamente molte società scientifiche, per cui la Società Italiana di Pediatria, di Igiene, eccetera, e quello che va sottolineato, che viene sottolineato appunto da queste società, che il Tribunale ha riconosciuto il Ministero colpevole o responsabile appunto di questo sviluppo di questa malattia, per cui determina un indennizzo che è diverso appunto dal risarcimento, cioè l'indennizzo appunto non comporta dal punto di vista procedurale la presenza di una controperizia, se volete, di un controparere appunto dalla parte che viene chiamata in giudizio, per cui è soltanto appunto in primo grado appunto viene accettato solamente il parere del consulente d'ufficio. Quindi queste società scientifiche che qui sono elencate fanno appello a tutti i genitori affinché continuino ad aderire con fiducia all'offerta del vaccino esavalente e ricordano che il vaccino protegge i loro figli dalle malattie ancora oggi temibili e mortali, e sottolineano che l'anno scorso ci sono state appunto 5 morti per vaccino nelle Marche e per malattie infettive appunto nei lattanti nelle Marche e nella Toscana, e si riservano di richiedere, questo è importante, agli ordini di medici di pertinenza di valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento di consulenti tecnici d'ufficio che non basino le proprie consulenze sull'attività scientifica, inducendo i giudici a emanare sentenze contrarie alla verità dei fatti. E quindi chiedono al Ministero della Salute di difendere anche in primo grado appunto questa sua posizione sui vaccini. Ecco, ma questa storia di nesso causale tra vaccinazione e sviluppo della malattia autistica è una questione abbastanza vecchia nel tempo, cioè è insorta soprattutto negli Stati Uniti d'America, negli anni 90, 1990. E sulla base essenzialmente della constatazione che i casi di autismo erano decuplicati, addirittura ci sono stati alcuni giornali che parlavano appunto di un aumento 6.000 volte superiore tra gli anni 1970 e 80 e il 1990-2000. Questo aumento notevole e oggettivo appunto
dell'autismo veniva anche messo in relazione con l'aumento parallelo del numero delle vaccinazioni a cui venivano sottoposti i bambini. Ricordo che la diagnosi di sindrome autistica viene fatta appunto nei primi anni di vita, cioè tra 3, 4, 5 anni, periodo di tempo che coincide con quello delle vaccinazioni, quindi c'è un nesso temporale tra sviluppo della malattia e sviluppo appunto e pratiche appunto di vaccinazione. In Stati Uniti d'America questa crociata, se volete, contro le vaccinazioni, proprio perché causa dell'autismo, viene anche promossa appunto da alcune celebrità. Questa signora è la Jenny McCarthy, che è una modella anche di Playboy, ma soprattutto attrice, è un'attrice hollywoodiana, ma anche partecipa a molte fiction, e insomma sposa in maniera molto attiva la componente appunto anti-vaccinazione, anche perché questo suo figlio, Ivan, sviluppa la sindrome autistica all'età di 5 anni. L'aumento notevole dei numeri dei casi di autismo, secondo quello che è oggi appunto l'idea prevalente, è in gran parte dovuto al fatto che la diagnosi di autismo è notevolmente allargata, comprendendo uno spettro di malattie autistiche che vanno appunto dalle semplici forme di disadattamento sociale, comprendendo anche la sindrome di Asperger, fino appunto alla malattia autistica vera e propria. E tutti quanti appunto forse ricorderete quel film Rain Man con Dustin Hoffman, che parecchi anni or sono appunto ha mostrato appunto sugli schermi quello che è la componente appunto importante appunto ai sintomi importanti della malattia. Ma c'è anche un libro molto bello che descrive appunto la sindrome di Asperger, che è una forma appunto di autismo, e che è di Mark Haddon, che è lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Forse qualcuno di voi appunto l'avrà letto. Contro però ovviamente queste ondata dell'opinione pubblica contro i vaccini si muove tutta la componente accademica, la componente medica, e in particolare questo Paul Offit, che è di Filadelfia, del Children's Hospital di Filadelfia, e contesta queste ipotesi, e soprattutto quella che è legata alla presenza nei vaccini di questa sostanza, timerosal. Timerosal è un additivo, se volete, un disinfettante che contiene del tiosalicilato e dell'etilmercurio. Su questo timerosal si apre una grossa discussione, perché anche dal punto di vista della sanità pubblica le agenzie governative americane avevano posto l'allarme sulla contaminazione ambientale da parte di metalli pesanti, in particolare appunto di mercurio. Però si trattava appunto di mercurio, cosiddetto metilmercurio, cioè di una sostanza che viene accumulata nell'organismo e non viene appunto eliminata rapidamente, quindi altamente tossica. E si ricorda anche appunto un incidente avvenuto appunto in Giappone, nella baia di Minamata, nel fine degli anni 50, in cui circa 3.000 persone risultavano affette da intossicazione grave da mercurio, 600 ne morirono, perché avevano mangiato dei pesci che erano stati pescati in questa baia ed le cui carni erano pregne appunto di mercurio. Quindi c'era una situazione appunto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica certamente contro il mercurio,
era difficile appunto per la gente comune differenziare il metilmercurio, sostanza che si accumulava altamente tossica e neurotossica, dall'etilmercurio contenuto in questo disinfettante, che invece era immediatamente appunto biodegradabile. Perché veniva posto questo thiomersal nei vaccini? Perché a quel tempo nelle fiale adoperate per contenere appunto il vaccino erano fiale multiuso, quindi le siringhe entravano attraverso un tappo di gomma e non c'erano siringhe disposable, non c'erano siringhe usa e getta, ma si entrava con la stessa siringa nella fiala e quindi c'era la possibilità di contaminazione batterica della preparazione appunto vaccinale. Tuttavia gli enti governativi americani, anche sulla base di questo movimento dell'opinione pubblica, ha eliminato a partire appunto dagli anni 2000 questo thimerosal dalle preparazioni vaccinali. E se voi vedete qual era l'argomento adoperato appunto da questa signora, troppi vaccini e troppo presto. Cioè, in altre parole, l'idea era che questi bambini in età molto precoce venivano sobbarcati di un carico antigenico molto elevato. Bene, anche questa idea veniva contrastata e questo è un estratto di un articolo recente, abbastanza recente, pubblicato sul Journal Pediatrics nel 2013 e in questo studio si dimostra che la quantità totale dei vaccini somministrati ai bambini affetti da spettro di disordini autistici è del tutto simile a quella ricevuta dai bambini esenti dallo spettro, da queste malattie. E il numero degli antigeni presenti nei vaccini è molto ridotto, si è molto ridotto negli anni recenti, anche grazie a notevoli progressi tecnologici. Sebbene il programma di vaccinazione in età pediatrica del 2013 includa più vaccini, come abbiamo detto, rispetto a quello operativo a fine degli anni 1990, il numero massimo degli antigeni presenti nei vaccini ai quali un bambino di 2 anni viene esposto è 315, può sembrare tanto, mentre era di diverse migliaia negli anni 90. Per esempio, il vecchio vaccino antipertosse causava la produzione di 3.000 diversi anticorpi e quindi 3.000 diversi antigeni, ma il nuovo vaccino acellulare ne induce solamente 6, quindi una riduzione notevole del carico antigenico dei nuovi vaccini. E quindi i genitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i vaccini che i loro piccoli ricevono sono sicuri ed efficaci. Tutto questo succedeva negli Stati Uniti d'America, ma quasi contemporaneamente qualcosa di simile accadeva anche nel Regno Unito. Questo signore è il dottor Andrew Wakefield, è un gastroenterologo del Royal Free Hospital che negli anni 1998-99 studia dei bambini e nota che, secondo lui, c'è una relazione tra disturbi intestinali, tipo infiammazione cronica dell'intestino, dell'ilio e delle coliti croniche, in questi bambini può svilupparsi una sindrome autistica. Pubblica questo suo lavoro su un giornale molto importante, il Lancet, e questa pubblicazione genera ovviamente molto clamore nell'ambiente e ci sono gruppi di ricercatori pediatri, gastroenterologi, eccetera, che contrastano questa osservazione e questo lavoro viene ritirato molti anni dopo con una nota anche perché c'è un'opinione pubblica notevole sollevata appunto da un giornalista, questo Brian Deer, che dimostra come questo medico sia stato in rapporto e forse ha ricevuto del denaro da studi legali che difendevano le famiglie dei bambini affetti da autismo
al fine di ottenere del riconoscimento finanziario, del risarcimento finanziario. E non solo questo, ma poi questi bambini erano stati esposti a procedure diagnostiche molto invasive, tipo colonoscopia, biopsie, eccetera, senza l'autorizzazione di un comitato etico. L'autore, l'editore del Lancet ritira appunto questo lavoro, dicendo appunto che chiaramente appunto questi dati sono falsi, e ancora c'è una editoriale del British Medical Journal del 2011 in cui dice addirittura che questi dati sono fraudolenti. Forse questo potrà interessare il professor Carafoli nella sua trattazione delle frodi appunto, a livello appunto, dell'attività medica e dell'attività di ricerca scientifica. Quindi il dottor Wakefield viene radiato dall'Ordine dei Medici del Regno Unito. Va in America, dove continua e si affianca ai gruppi di opponenti alle vaccinazioni. Ecco, cosa dire per finire questo problema appunto sull'autismo? Da dire che oggigiorno è chiaro certamente che c'è un substrato genetico molto molto importante nell'autismo. Questo lavoro recente dimostra che su 2500 famiglie ci sono appunto delle lesioni nel DNA di questi bambini, addirittura nel DNA costitutivo, e cioè verosimilmente sono lesioni che si sono generate addirittura prima della nascita, va bene? E queste lesioni appunto sono certamente presenti e possono essere la causa perlomeno di un certo numero, un numero rilevante di inizio appunto di sindrome autistica. Quello che è ancora appunto da notare è che ci sono appunto a livello appunto di gemelli delle chiare appunto dimostrazioni che questa sindrome autistica può insorgere anche appunto nel fratello gemello non vaccinato. Quindi c'è sicuramente appunto una componente appunto di substrato genetico nello sviluppo appunto della sindrome. L'altro episodio, velocemente. Ci sono dei decessi causati dalla vaccinazione antinfluenzale. Questo è un fatto che riguarda noi direttamente nel Veneto. Corriere della Sera del 28 novembre, vaccini, morti sospette e caos. Vaccini, sono 11 i decessi sospetti, allerta da nord a sud. In varie regioni ci sono dei soggetti anziani che subito dopo la vaccinazione vengono a morte, e compare la psicosi contro il vaccino dell'influenza. L'Agenzia Italiana del Farmaco, sollecitata anche dall'opinione pubblica, blocca 2 lotti di questo vaccino influenzale, il Fluad, e incomincia appunto ad investigare per la eventuale tossicità del vaccino. Questo è il dispositivo appunto di blocco da parte dell'AIFA di questi 2 lotti del vaccino. La notizia si diffonde anche all'estero, dove compare appunto questa notizia che ci sono morti nei soggetti anziani in soggetti appunto vaccinati. I medici ovviamente cercano di fronteggiare questa psicosi, e addirittura il dottor Luca Pani, che è il direttore dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, si fa vaccinare pubblicamente durante una trasmissione di porta a porta di Vespa. Lo stesso Vespa appunto viene vaccinato, però le vaccinazioni si bloccano, le vendite vanno a picco, e si scende al 55%, 58%
la copertura appunto vaccinale e d'altra parte l'assessore Colletto dice che noi siamo pronti a bloccare, a chiedere appunto il risarcimento alla ditta produttrice, alla Novartis, produttrice appunto del vaccino, proprio per questi danni prodotti. Però per fortuna, una volta tanto, la verifica sulla tossicità di questi vaccini è molto rapida da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, per cui incominciano ad emergere dei dati della mancanza di tossicità di questi due lotti, ma anche appunto di tutti i vaccini Fluad. Sono circa appunto 500.000 dosi ritirate e finalmente si ha lo sblocco di questi vaccini perché assolutamente non tossici, quindi morti legate a concause probabilmente di altre malattie concorrenti appunto nel tempo su questi soggetti. Però cosa succede? Dopo 2 mesi incominciano ad arrivare appunto delle altre notizie, cioè l'influenza incomincia a produrre dei decessi e ci sono 77 casi gravi, più colpiti i bambini e i ragazzi, e il picco è in attesa per febbraio. Come vedete da questo rapporto, a fine gennaio ci sono appunto 51 decessi su 267 casi gravi. Il Veneto con l'Emilia Romagna è una delle regioni appunto più colpite. Fatti di questi giorni, quello che è importante è che non solamente soggetti anziani sono colpiti, ma anche soggetti relativamente giovani, vedete, e l'ultimissimo caso di una settimana fa, una persona appunto di 49 anni viene stroncato. Ovviamente queste persone sono non vaccinate. Bene, questo è il problema appunto del rapporto tra vaccinazione e sospetto di vaccinazione anti-l'influenza e la possibilità appunto di ridurre la morbilità da influenza. In effetti possiamo dire quali sono i dati scientifici, i dati reali, che con la introduzione appunto dei vaccini c'è stata una drastica riduzione di malattie infettive e se notate semplicemente questa curva rossa qui è la poliomielite che nel 1952 produceva 53.000 morti nella popolazione e ancora 20.000 paralizzati in maniera stabile. Ecco, con l'introduzione del vaccino, prima appunto Salk e Sabin, si ha una drastica riduzione fino alla scomparsa, come si diceva prima, in tutte le regioni fuorché il Pakistan, l'Afghanistan e la Nigeria. E così anche appunto il morbillo decresce appunto notevolmente con alcuni picchi legati a una sospensione appunto della vaccinazione, però si ha una riduzione appunto notevole. Quindi gran parte delle malattie infettive vengono, laddove è possibile disporre appunto di un vaccino, vengono drasticamente appunto ridotte nella popolazione generale. Qual è la situazione italiana? La situazione italiana è qui presentata da questo documento che riguarda appunto il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. È da notare che in Italia sono obbligatorie le vaccinazioni nei bambini, le vaccinazioni contro la difterite, il tetano, la poliomielite e l'epatite. Questi quattro vaccini vengono uniti nel vaccino esavalente con l'aggiunta appunto della vaccinazione contro l'emofilo influenza e contro appunto la pertosse. Questo in Italia, ma nel Veneto, cosa c'è nel Veneto? Ecco, il Veneto è l'unica regione che con legge regionale del 2007 toglie l'obbligo della vaccinazione. E questa è una, direi, decisione abbastanza coraggiosa, anche se criticata soprattutto dai pediatri, però il dato di fatto è che esiste una buona copertura
vaccinale anche in assenza di obbligo per la vaccinazione. C'è sì, è vero, un rifiuto, una certa quota di genitori che rifiutano la vaccinazione sui loro bambini. E una indagine effettuata tra il 2009 e il 2011 da Verona, dal gruppo della ASL di Verona, degli epidemiologi dell'ASL di Verona, dimostra che in effetti ha delle conclusioni che credo siano molto ragionevoli e che possiamo anche, su cui possiamo essere completamente d'accordo. Cioè è necessario rendere i genitori consapevoli di quelli che sono appunto sia i vantaggi ma anche relativamente appunto gli eventuali danni che possono provenire appunto dalla vaccinazione. Bisogna dare appunto una massima accessibilità all'informazione e rendere più disponibili per esempio le reazioni avverse che possono insorgere da una vaccinazione. E vanno garantite ai genitori informazioni tempestive e diffuse sulla propagazione delle malattie infettive e sulle loro conseguenze. Ecco, è da notare che su 21.680.000 dosi somministrate in 7 anni, cioè dal 93, in 17 anni, dal 2003 al 2010, gli eventi con gravi sequele sono soltanto 5 su 327 correlabili, i decessi giudicati non attribuibili sono 4, ma nessun decesso attribuibile si è verificato con questa massa di vaccini somministrati. Questi è un paragone rapidissimo tra i rischi relativi alla malattia naturale, cioè il morbillo, vedete polmonite, encefalite, morte, con queste percentuali, 1 su 20, 1 su 2000, altro su 3000, parotite 1 su 300, rosolia 1 su 4 se viene contratta appunto all'inizio della gravidanza, la rosolia congenita, sapete molto importante, e d'altra parte il vaccino contro queste 3 malattie può dare encefalite o reazione allergica severa un caso su 1 milione, quindi è un dato veramente confortante anche se visto a livello di popolazione. Voi capite che il singolo genitore dice ma il mio figlio può essere quel caso singolo sul milione, quindi bisogna prendere in considerazione anche questo aspetto. E lo stesso appunto su queste altre malattie, difterite, tetano per tosse, vedete che la possibilità di avere appunto convulsioni, shock con completo recupero è 1 su 100 e si va a encefalopatia al massimo 10 casi su 1 milione e la morte non è provata. Certamente ci sono degli effetti collaterali indesiderati. Per esempio con il vaccino anti-influenzale possono comparire cefalea, brividi, febbre, arrossamento e gonfiore nel punto di inoculazione, trombocitomia abbastanza grave, reazioni allergiche in vari casi shock, nevralgie, encefalomielite, sindrome di Guillain-Barré e queste reazioni avverse sono piuttosto gravi, molto rare. Però vedete queste altre reazioni avverse che vanno dalla trombocitopenia alla granulocitosi, all'epatite, alla insufficienza renale acuta con nefrite interstiziale, ematuria e anuria. E sapete quali sono queste reazioni avverse, con che cosa vengono provocate? Col paracetamolo, con la tachipirina. Quindi i vaccini, come qualsiasi altra preparazione farmaceutica, sono legati a delle reazioni avverse. Però il rapporto tra beneficio e danno è certamente spostato a favore appunto del beneficio. E per finire rapidamente gli ultimi 4 minuti, qualcosa di più vicino alla mia stessa, il mio stesso interesse, cioè la possibilità che vaccini possano prevenire lo sviluppo di tumori. Direi che la vaccinazione contro queste 2 infezioni di cui ora parleremo presto sono interventi di prevenzione primaria più efficaci
insieme contro la lotta contro il fumo di sigarette. Prima vaccinazione contro l'epatite B. Bene, sapete che l'epatite B, oltre a produrre il virus dell'epatite B, oltre a produrre malattie epatiche tipo epatite e cirrosi, può produrre tumori del fegato, tumori primitivi del fegato. È stato visto appunto in Taiwan e in questo studio recente, sempre in Cina, vengono portati appunto dei dati in cui i bambini vaccinati contro l'epatite B, il virus dell'epatite B, hanno una drastica riduzione dello sviluppo di tumori epatici. Ecco, vedete in questo grafico, questo è il grafico dei controlli che sviluppano il tumore primitivo del fegato verso il gruppo dei vaccinati, con un periodo di osservazione appunto di 30 anni. E la seconda malattia infettiva che viene prevenuta appunto dalla vaccinazione è quella appunto legata alla infezione con i virus papilloma. I virus papilloma, sapete, sono responsabili appunto dei cancri, dei carcinomi, soprattutto della cervice uterina, ma anche appunto di altri settori del distretto urogenitale e attualmente anche appunto delle patologie neoplastiche che possono riguardare appunto la testa, il collo, le mucose orali e laringee. Il vaccino è stato introdotto prodotto nel 2007-2008, ci sono 2 vaccini oggi in commercio, questo della Glaxo, il Cervarix e il vaccino Merck, e si servono di queste strane formazioni che si chiamano particelle similvirali, che includono proteine virali in grado di dare una immunizzazione. Entrambi i vaccini sono efficaci al 100% nel prevenire delle lesioni preneoplastiche a livello di cervice uterina e ancora appunto delle verruche appunto genitali. È importante che la campagna contro l'infezione da virus papilloma sia oggi nel Veneto diretta non solamente nel sesso femminile, nelle ragazze dai 10 ai 13 anni, ma anche appunto nel sesso maschile, cioè anche nei ragazzi che sono anch'essi esposti alla infezione e quindi possono appunto essere diciamo veicoli di infezione appunto durante eventuali rapporti appunto sessuali. Quindi da gennaio di quest'anno anche il Veneto ha una campagna vaccinale attiva per i ragazzi dal 12° anno di età. Ovviamente anche qui gli oppositori cosa dicono? Ecco, la vaccinazione contro il virus della papilloma provoca malattie demilinizzanti, e cioè per esempio la sclerosi a placche, la sclerosi multipla. Bene, studio recentissimo in Scandinavia smentisce questo rapporto di causa o di concausa, quindi la vaccinazione contro il virus del papilloma è assolutamente sicura. Una novità ultimissima che ve la do: c'è anche un vaccino che riguarda 9 tipi diversi di papillomavirus e quindi estende lo spettro dell'immunità verso questa infezione da papillomavirus, e quello che è più importante è che sono sufficienti 2 dosi soltanto di 2 iniezioni immunizzanti per dare appunto una immunità abbastanza efficace. Addirittura sembra che da studi in corso che una singola dose sia sufficiente per produrre immunità. Questo è molto importante soprattutto a livello di paesi del terzo mondo, dove c'è difficoltà nel vaccinare appunto la popolazione e soprattutto problemi di costo, perché il ciclo completo attuale di vaccinazione contro il papilloma costa circa 300 euro in Italia, e quindi pensate bene cosa può il problema appunto nei paesi in via di sviluppo che non possono sostenere questa spesa a livello appunto di popolazione. Quindi riducendo il numero di inoculazioni si riduce notevolmente anche il costo della vaccinazione stessa. Chi volesse guardare o rendersi conto di quello che è
quelle che sono le argomentazioni dei gruppi contro il vaccino, può seguire questo portale mednat.org, in cui per esempio il morbillo, come definito dalla medicina ufficiale, medici della medicina ufficiale, dicono che sia una malattia contagiosa causata da un virus. Ciò è falso, perché questa malattia nasce da problemi intestinali. Ecco, questa è una delle argomentazioni adoperate dai gruppi contro la vaccinazione. Ultima notizia abbastanza incoraggiante per tutti noi: è stato scoperto il virus della stupidità, per cui è sperabile che un vaccino presto prodotto possa proteggerci tutti quanti dalla stupidità. Ringrazio per l'attenzione.